85esima Sagra del Pesce di Chioggia. Si è tenuta ieri l'inaugurazione in centro storico alla storica Loggia dei Bandi. Finalmente è iniziata e dopo i giorni che sono stati necessari per l'allestimento, ora si passa al lavoro vero e proprio, quello organizzato dagli stand che hanno messo in moto decine e decine di volontari per poter offrire una cucina e un servizio più che ineccepibile. Già da ieri sera si sono viste con soddisfazione formarsi agli stand le prime file di ospiti, bramosi di assaggiare le prelibatezze della cucina chiogiotta. A prima vista gli stand quest'anno hanno rispettato la tradizione nella scenografia, a parte un polipo che svetta facendo concorrenza alla mongolfiera del main sponsor dell'evento. Gli spettacoli saranno in Piazza Vigo dalle 21:30. Ieri sera il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Veneto ha aperto la rassegna di spettacoli che tutte le sere, per la durata della sagra, intratterranno il pubblico. Una serie di serate tra musica rock, pop, tribute band, cover, per concludersi con uno spettacolo di hip hop e con la banda cittadina. Importante quindi il contributo della Proloco per l'intrattenimento. La competizione tra gli stand è quindi iniziata, vinca il migliore e buon lavoro a tutti. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonina fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30 12:30, 14:30 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.